Le segnalazioni dei residenti sono sempre pane per chi gestisce l'amministrazione comunale e per questo il consigliere Scalettaris, l'immagine del cittadino udinese che aspetta di fronte alla porta chiusa del presidio di polizia locale in Borgo Stazione, non va proprio giù. A me sì, devo dire, colpisce un po' questa questione del posto di polizia locale che sia chiuso. Io sono sempre stato favorevole a aprirlo, nel senso di realizzarlo lì, e credo di essere stato ai tempi l'unico della allora opposizione presente all'inaugurazione. Quindi io sono ben contento che ci sia. Certo, se deve essere chiuso, allora nei giorni festivi lo posso anche capire, forse ci saranno questioni anche di personale, che però oggi sia chiuso, ecco, questo francamente un po' mi colpisce e approfondirò il motivo perché, devo essere onesto, non lo so. Quindi ci impegniamo a sapere perché era chiuso? Sì, assolutamente. Qualcosa... Ma sì, ma anche perché il comune paga un certo l'autoaffitto per quella sede, per cui se voglio dire, banalmente deve essere chiusa il più del tempo, forse è il caso che non ci sia nemmeno. Io sarei contrario perché, ripeto, secondo me è un presidio di legalità, è importante, però se c'è che funzioni. Durante il dibattito a Friuli in diretta, l'esponente di Azione Italia Viva Renew Europe ci ha tenuto anche a commentare le recenti visioni e dichiarazioni dell'assessore Marchiol, prendendone le debite distanze. Allora, guardi, siccome questa, chiamiamola intervista, diciamo, all'assessore Marchiol di oggi ha, come potete immaginare, fatto piuttosto rumore anche all'interno della maggioranza, voglio essere molto chiaro, queste sono idee dell'assessore, punto. Cioè, questa auto non oltre il ring è un discorso che non si è mai affrontato in maggioranza, che non fa parte del programma elettorale e sul quale semplicemente noi non siamo d'accordo, e dove per noi intendo, a parte diciamo, il mio gruppo, ma mi permetterei di dire tutta la maggioranza del centro-sinistra, al netto, diciamo, delle forze che avevano sostenuto Ivano Marchiol come candidato sindaco. Giustamente, perché prendere buoni suggerimenti, buone pratiche da altri posti funziona, non possono essere calati, voglio dire, in automatico ovunque. Detta così è chiaro che francamente non è nemmeno da discutere per quanto ci riguarda, nel senso, auto non oltre il ring significa che nel centro non ci sono auto, possono solo transitare, non fermarsi, semplicemente non siamo d'accordo, perché non erano questi, diciamo, l'idea, il programma elettorale da un lato, ma neanche l'idea di città che abbiamo.